La 47esima mostra d'artigianato quest'anno si sviluppa con una modalità che prevede un'esposizione al Museo Muraz con artigiani da tutta la Sardegna che espongono un pezzo pregiato della loro collezione. L'esposizione poi prosegue in altre 4 sedi che sono al centro del paese, dove ogni artigiano porta tutta la tipologia di produzione. Le sedi sono collegate al museo attraverso un filo verde che è stato realizzato dall'artista Vincenzo Pattusi. E la cosa innovativa della mostra di quest'anno è la presentazione dei progetti del concorso di idee Anno d'Arte del 2013. Infatti sono stati esposti i 15 primi classificati che saranno quelli che idealmente comporranno un catalogo per il nuovo disegno del tappeto di San Mugheo. Alcuni sono stati già realizzati, quindi troverete oltre al progetto anche il tappetto realizzato nella sua fattura. La mostra sarà visitabile fino al 7 settembre tutti i giorni dalle 9:30 alle 13, dalle 15:30 alle 20:30. Il costo del biglietto per il museo sarà simbolico di €1, mentre gli altri spazi espositivi completamente gratuito.